Buongiorno ad un graditissimo ospite, Giuseppe Bruno del ristorante Bobò. Ciao Giuseppe, come stai? Buongiorno a tutti gli spettatori e telespettatori di questo programma e soprattutto a chi non è tifoso del Napoli, perché sai com'è, certe volte ci tirano poco i piedi, anche volendo, ci facciamo gli auguri anche a loro, i saluti anche a loro, magari siamo Sei ecumenico, Giuseppe, sei ecumenico, sei per la pace. Pronto? Giuseppe, ci senti? Sì, no, c'è un'altra chiamata sotto, un attimo, tolgo questa chiamata, un attimo. Ok, attenzione, tutto live, Calciopoli 24 live, tutto in diretta. Vediamo se riusciamo adesso, c'era una telefonata. Dai, possiamo parlare. Perfetto, Allora, Giuseppe, dimmi. ti dicevo, sei per la pace, sei ecumenico, Sì, quindi sì, va bene così. dare, La domanda a questo punto però è, dopo le parole di Gonzalo Higuaín, cosa hai pensato? Tu l'hai conosciuto, l'hai vissuto. Io l'ho conosciuto, l'ho visto, l'ho vissuto. Le rileggo, ha detto ho subito l'odio dei tifosi del Napoli, però poi gli ho fatto 6 gol in 8 partite. Esatto, ci ha avuto sfottere ancora. Allora, io ho conosciuto Higuaín il primo anno che venne a Napoli, io stavo in ritiro con la squadra, e quella sera venne lui con il papà e il fratello. È un sudamericano, io abitualmente i sudamericani sono sempre amati. Lui ha avuto un odio, non so il perché Napoli comunque l'ha mandato via, lui ha dato, noi odiamo, come ben sappiamo tutti quanti noi, odiamo e non ho mai capito il perché bisogna guardare sempre in casa nostra la Juve. Lui è andato a giocare in una squadra che noi non amiamo e per cui c'è stato questo odio-amore tra di noi, ma queste parole se le poteva risparmiare, perché poi alla fine, voglio dire, sta facendo un proclamo quasi di guerra, no? Contro i tifosi napoletani e non va bene, bisogna amare e non odiare. Assolutamente, anzi secondo me alla fine, come dire, lui dice gli ho fatto 6 gol in 8 partite, ma da quando se n'è andato da Napoli non è che le cose gli siano andate benissimo. Sì, ha vinto lo scudetto con la Juventus, però poi la stessa Juventus l'ha mandato via e ha pagato per mandarlo via. È andato al Milan e chiaramente ha avuto delle grandi difficoltà. Higuaín fosse rimasto a Napoli, forse poteva davvero fare quello che voleva. Fare la svolta e vincere il campionato. Però guarda, dico una cosa, almeno da quello che mi risulta, solo discorso Cavani, poi chiunque è andato via da Napoli facendo grossi proclami, alla fine sono stati meteori, sono scomparsi. Per cui chi va via da Napoli non so sarà sfortuna, poi non diventa più giocatori, diventano magazzinieri. Giuseppe, ti volevo chiedere però di quell'epoca di Higuaín. Adesso sono passati tanti anni, quando lui era qui, che tipo di persona era? Se aveva già anche mostrato qualche segno, non lo so. Come al solito, allora, i sudamericani sono stupendi, sono meravigliosi. Non a caso io sono amico e compare di matrimonio di Giorginio, no? E un ragazzo napoletano si può dire, ma anche gli altri. Ma lui invece, devo dire la verità, tutto sembra che è un sudamericano, è un po' quasi tedesco, un po' troppo forse perché c'ha la mamma francese, lui è nato in Francia. Sì, era questo. E noi francesi noi ci andiamo molto d'accordo. No, a me non mi è mai piaciuto come carattere, come un giocatore è un grandissimo giocatore, ci ha dato un sacco di soddisfazioni, ma sinceramente come uomo, se poi l'ha dimostrato facendo queste dichiarazioni, per me inutili, perché ha chiesto solo ancora aspio tra noi napoletani e lui. Non è una bella cosa, assolutamente no. Poi fra poco vedremo cosa farà lui, cosa diventerà, un grande manager, chissà. Ma non ormai è al declino, a fine di giocare. Tra l'altro immagino poi non si sia nemmeno fatto più sentire. No, assolutamente no. Ma guarda, ti devo dire una cosa. Allora, alcuni giocatori se ne lamentavano pure loro, che non era uno che aveva colloquio con gli amici che giocava, era una persona molto quasi distanziata da loro mentalmente. Aveva un suo modo di fare, il suo modo di suo perché. Va bene, ma comunque è un carattere che i sudamericani non sono assolutamente così. I sudamericani io sono amico di Belen, che è argentina, no? E Belen è una persona stupenda, meravigliosa, è una persona che ti ama anche se non ti conosce. Questa è proprio una persona opposta dagli argentini, però opposta. E per cui che faccia la sua strada. Amiamoci.
Ciro, una domanda per Giuseppe. Giuseppe, io invece voglio chiederti di un altro tuo amico, che è Kalidou Koulibaly. Hai parlato giorni fa di questa... Che rimane a Napoli, voleva rimanere a Napoli e rimane a Napoli. Anche se sono state proposte e lui non ha accettato, dopo dall'anno prossimo hanno altre proposte, ma lui vuole rimanere a Napoli. Se Napoli l'accontenta, lui rimarrà a Napoli. Fagli fare la domanda a Ciro, per favore, Giuseppe. Fammi finire la domanda. Tu hai parlato di questa offerta da 15 milioni di euro a stagione per l'anno prossimo che lui ha rifiutato. Non hai rivelato ovviamente il nome della squadra. Ma no, diciamo aspetta, no, non è così, non è proprio così, mi sono sbagliato. Non è proprio così, ti spiego, fammi parlare. Allora, lui mi disse, anche se mi faranno un'offerta a 15 milioni, non accetterò, perché io voglio rimanere a Napoli. Se Napoli mi accontenta, io voglio rimanere a Napoli. Anche prendendo qualcosa in meno di quello che prendo, e anche se ho avuto offerte maggiori da quello che dovevo prendere a Napoli, voglio rimanere a Napoli, perché i figli mi sono nati a Napoli, io mi sento napoletano e voglio rimanere a Napoli. E quando ha risposto a queste offerte, come ha detto magari? No merci? No, non me l'ha detto, ha detto che preferisce vedere come va a finire con il Napoli. Non ti ha detto neanche in che lingua ha risposto? No, non ti posso dire, non mi fate dire cose che non posso dire. No merci, possiamo soltanto dire se ha detto no. Non posso dire, non mi tirare le parole che non posso dire. Non mi faccio denunciare come fece Sarri quando disse che andava al Chelsea, che poi andò al Chelsea. Aspetta, che è sta storia, Giuseppe? Che Sarri, io dichiaro che era già firmato a questo a gennaio, era firmato per il Chelsea e il Napoli si incazzò con me dicendo che io non dovevo dire queste cose e Sarri mi voleva denunciare perché era vera sta cosa. Poi alla fine è andato al Chelsea e o io sono Stradamus o era la verità, alla fine era la verità e lui non mi ha potuto più denunciare e mi chiamò in Napoli e disse adesso devi dire quello che devi dire, di la verità, e disse non ha avuto le palle di dire la verità, che avevo detto la verità, che lui andava al Chelsea. Ma adesso non posso posso dire una cosa, Giuseppe, mamma mia, quando sono permalosi, questo è calciomercato alla fine. Sì, vabbè, ma denuncia, addirittura denuncia. Bisogna rispettare i clip. Tu lo sai, noi siamo buoni. Io lavoro tanto con il Napoli, per cui mi devo tenere buono in Napoli, e poi devo dire questo, è inutile che si parla, io ho un buon rapporto con De Laurentiis e diciamoci la verità, andiamo. Che il Napoli è sempre all'apice da quando c'è De Laurentiis, sempre all'apice, lottiamo sempre, per cui non possiamo dire che siamo, come qualcuno ha detto, come il Sassuolo o come il Benevento. Andiamo. Noi siamo davvero una squadra che sta lottando ogni anno per i titoli e per quasi il campionato. Andiamo, vediamo quest'anno come vado a finire. Vi voglio dare una chicca, ve la posso dare? Se vuoi. Negativa purtroppo. Me penso non firmerà assolutamente per il Napoli. Non c'è proprio nessun... Assolutamente no. Stesso discorso Ospina, ci metto le mani sul fuoco. No, non solo su Ospina, perché non mi sono interessato di lui. Ti posso garantire che a 100% me penso non firmerà per il Napoli. Vabbè, questo non possiamo dire che sia una chicca positiva, effettivamente. Ho detto che non è positiva, ma però c'è pure un però. Lui ha 35 anni. Penso che fare il stesso campionato che ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa, non penso. Guardiamo avanti. Ma infatti ti volevo chiedere che ne pensi di Deulofeu, che dovrebbe sostituirlo. Io cosa ne penso? Sarei l'ultimo della ruota a capire cosa ne penso. No, vabbè, però ci piace parlare di calcio con i tifosi, sei un grande tifoso. È un grande professionista, è un uomo, l'uomo giusto per il Napoli. E per cui dobbiamo solo vedere se la verità Spalletti lo vuole o non lo vuole. Ma se lo vuole e lo fa giocare, è un grandissimo acquisto per il Napoli. Grazie anche a Giunta che sta facendo benissimo. Ultima domanda Giuseppe, poi ci salutiamo. Questo calendario simpatico, ti è piaciuto? Senti, guarda, io dico una cosa, noi abbiamo avuto un handicap l'anno scorso perché c'è stato il lockdown chiuso, noi abbiamo fatto vari salti speciali per poter fare le preparazioni eccetera. Noi abbiamo uno dei preparatori più importanti, se non il più importante in Italia, che è l'amico mio fratello Sinatti, che è bravissimo. Bisogna superare le prime 5 partite. Chiunque squadra sia, va bene, Juve, Torino, Napoli, bisogna superare le prime 5, e se fa una buona preparazione di Napoli e le supera con i giocatori che abbiamo preso
e che ancora arriva forse un grande top giocatore arriverà, ve lo posso garantire. Questo Napoli darà tante soddisfazioni più dell'anno scorso. Non so se vincerà lo scudetto, ma farà molto meglio dell'anno scorso. No, il mio dubbio è proprio quello che dicevamo poc'anzi, sono queste prime giornate con questo caldo, quindi Ma Sinatti è un grande preparatore. dovrà fare un grande lavoro, Sinatti, Sa cosa Garzona, fare. tutto lo staff. Lui è bravissimo, ricordate che è stato premiato come migliore giovane al preparatore atletico 2 anni fa, 3 anni fa con Sarri, italiano, era il più giovane, è un grande preparatore. No, ma lo conosciamo, lo Fidiamoci. apprezziamo, mister Sinatti. Francesco, Lo il mio abbiamo carissimo anche, amico, lo fratello abbiamo amico. anche sentito qui svariate volte, quindi è Noi una tutte le stima sere- che tutte le sere condividiamo. mangiamo assieme, tutte le sere mangiamo assieme, non parliamo mai di calcio, che noi non parliamo mai di calcio. È una persona seria, professionista al massimo, per cui fidiamoci. Staremo a vedere. Va bene. Grazie mille Giuseppe. Auguri a tutti quanti per la giornata, Ciao, che sia una bella giornata e sempre un grande saluto ai non tifosi del Napoli. Buona giornata, buona Per la giornata. pace, Giuseppe Bruno Ciao, per la di pace. nuovo. Ciao, di un nuovo. abbraccio. Ciao.